Presidente, da quanto tempo? Ti disturbo? No, mi sta mica disturbando, assolutamente, mi sta avvelenando. Andrea, credo che sia giunto il momento di rimetterci in moto, di ripartire e di tornare a raccontare la pallavolo e i suoi valori. Andrea, mi piacerebbe che tu ti mettessi in viaggio per girare l'Italia, visitare tutte le regioni e mostrare quanto di straordinario fanno i nostri tesserati e le nostre associazioni sul territorio. Andrea, ci sei? Se sono pronto? Il suo capitano Lucky è dal 1990 che è pronto, Presidente! E voi? Siete pronti ad allacciare le cinture? Sta per partire il viaggio del volley S3 Spike 8! Il capitano della nazionale deve rappresentare tutte le regioni d'Italia e questo viaggio mi dà l'opportunità di iniziare da una regione molto speciale, il Veneto, la mia regione. Arriveremo ovviamente a bazzicare attorno alle aree di Treviso, arriveremo quasi a toccare il Sile a Silea con tutta una serie di interessanti considerazioni e storie di vita, ma poi soprattutto ci potremo dirigere verso Montegrotto. Montegrotto doveva ospitare il trofeo più bello, più importante, più denso di innovazione perché appartiene al mondo dei giovani. Il trofeo delle regioni è sicuramente l'elemento più bello, più rappresentativo e quindi intervisteremo proprio lì il nostro presidente regionale e poi via verso Como. Siamo arrivati a Silea perché la S di Silea è anche l'S di schiacciatrice. Esatto. È il tuo ruolo? È il mio ruolo. Sei una schiacciatrice che ha schiacciato un linfoma. Esatto. Ma come hai fatto? Con Raccontacelo. tanta forza di volontà, tanto coraggio e tanto supporto da parte delle persone che mi sono state accanto e grazie anche all'aiuto della pallavolo. Molte persone si celano dietro una maschera, noi la mascherina l'abbiamo per un problema di distanziamento sociale, ci togliamo anche molte volte gli occhiali e guardiamo in faccia la realtà. Tu hai guardato in faccia una realtà molto dura, difficile, una sfida che sei riuscita a vincere, però utilizzando anche l'S di social. Esatto. Quanto sono stati importanti i social per te? I social sono stati fondamentali, ho condiviso la mia storia fin dall'inizio e ho trovato un sacco di ragazzi che come me stavano affrontando questo brutto percorso e insieme a loro ho avuto modo di confrontarmi e di supportarci a vicenda. Se ci pensi, tra le altre cose, sei uscita da una situazione di grande difficoltà, hai vinto, hai schiacciato un linfoma, accidenti, e poi è arrivato il Covid-19 che ti ha comunque chiuso di nuovo in un ambiente dove magari ti ha fatto riflettere di più, magari ti ha dato la possibilità di vedere la vita con un altro tipo di proiezione, ma guarda un po',
è scattata, non so, un'idea, una molla pazzesca che mi riempie di grande entusiasmo, ovviamente essendo uno smart coach, e per cui come ti è venuta in mente questa idea? Diciamo che nel momento in cui affrontavo le terapie non potevo allenarmi, quindi l'idea è stata quella di continuare a stare in palestra, però dall'altra parte, quindi diventando smart coach e provando a trasmettere la mia forza alle bambine e ai bambini più piccoli. Quindi sono diventata smart coach. Wow, e allora non mi resta altro che organizzare una bella attività in cui questo fiume meraviglioso, vedete che è il Sile, ci possa portare direttamente a Venezia, dove mi stanno aspettando per una sorpresa veramente entusiasmante. Arrivo un attimo, mi sposto subito! Dal Sile di Silea siamo sfociati qui all'interno della Laguna Veneta e dopo un giro meraviglioso al cuore di Venezia, dove la mia voglia non si ferma di fronte alla capacità di scoprire sempre sorprese importanti. Andiamo a vedere che cosa mi hanno preparato i ragazzi del cuore di Venezia, il cuore pulsante che mi aspetta, quello di Volley S3. Ah, e questa sarebbe la mia sorpresa? Brave, delle schiacciatrici pronte a giocare a Volley S3. Ma prima distanziamento sociale, fuori i gomiti. Ah, vi pulsa forte la passione per la pallavolo? Non vedete l'ora di giocare a Volley S3? Chi è il vostro smart coach? Wow, puntatemi bene, organizziamo ora il gomito verso l'alto. State bene? Sì! Va tutto bene? Posizioniamo il pollice all'altezza dell'orecchio, poi mi salutate come grida Lucky. Al mio 3, 1, 2, 3. Wow, benissimo, gomitino veloce, gomitino, 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 gomitino. Ma ragazze, ma chi è lo smart coach che vi fa divertire ogni giorno? Andrea? Ah, Andrea, ti ringrazio. Allora, Andrea adesso vi inizierà a fare un allenamento di Volley S3 perché dobbiamo riprendere a giocare, a divertirci tutti insieme. Ci vediamo tra poco, ragazze? Vai, corri, bloccala, bravissima! Abbiamo ricostruito quello che è un protocollo federale che dà la possibilità di avere un distanziamento sociale. Ponte dei sospiri. Abbiamo introdotto uno spazio di distanziamento in maniera tale che le stazioni di attesa possano essere suddivise in maniera tale da avere le schiacciatrici che aspettano il loro turno per poter sanificare il pallone, pulirlo e rimanere qui in attesa di poter entrare a giocare. 1, 2, 3, volley! Olè! Ho dormito benissimo dopo una giornata splendida tra Silea e Venezia. Prima di andare dal presidente Maso mi è venuta voglia di fare una sgambatina e quindi sorpresa!
Una bella sgambattata mattutina ci doveva essere. Un giro dentro questo prato della valle, meraviglioso ricordo, sento ancora i cuori pulsanti dei 3000 ragazzini e ragazzine, schiacciatori e schiacciatrici che hanno giocato a Gioca Volley S3 in sicurezza. Ed ora, dopo aver messo in sicurezza il sorriso dei bambini, andiamo a parlare col presidente Maso che mi aspetta a Montegrotto. Presidente, il capitano degli Smart Coach è pronto qua per intervistarla finalmente. Più che Smart Coach è Master Coach. In effetti sì, visto l'età. Però attenzione, perché visto l'età lo spirito è importante. Ma con che spirito abbiamo accettato questa scarsa opportunità di vedere l'eccellenza di tutte le regioni venire qui a Montegrotto Terme per il trofeo delle regioni? Lo spirito purtroppo è mancato, ma è mancato solamente per la parte finale, perché eravamo pronti per questo trofeo delle regioni, che è un evento particolare nel settore giovanile. Tra l'altro Montegrotto era anche città europea dello sport, che sarà città europea dello sport anche nel 2021, quindi ci hanno già aperto per il prossimo anno le porte. Speriamo di poter così continuare in questo lavoro e riuscire a portare a termine magari l'anno prossimo il trofeo delle regioni, ma questo è ancora in dubbio per il momento. Presidente, nel Veneto ci sono delle eccellenze, prodotti d'eccellenza che valorizzano il territorio. Come sta la pallavolo giovanile? Ma mi sembra che il termometro sia buono sia sotto l'aspetto femminile che maschile. Abbiamo società che investono, perché è importante anche investire nel settore giovanile, e stanno lavorando molto bene. Qui abbiamo sempre il problema dei tecnici, perché per seguire il giovanile dobbiamo avere sempre dei tecnici preparati. L'S3 è stata una boccata di ossigeno nuova, perché abbiamo bisogno, soprattutto nei settori giovanili più bassi, di un qualcosa di diverso, non un qualcosa di statico. Quindi questo ha creato un movimento, ha creato un qualcosa di particolare rispetto al passato. Presidente, questo giro all'interno di Montegrotto mi ha dato la possibilità di entrare in questo luogo riconosciuto a livello internazionale come un luogo di massima eccellenza. Un'eccellenza che dà la possibilità di capire come il tuffo nell'azzurro, nel blu, ci porta magari a 40 metri, ma noi vogliamo risalire. Noi vogliamo fare in modo che le nostre società abbiano comunque degli strumenti importanti dopo questo momento di grande apnea. Come vedi il futuro? Quali sono le azioni che un presidente regionale deve comunque fare per salvaguardare il territorio? Ma guarda, c'è molta attesa da parte degli atleti, perché dopo mesi di blocco totale stanno scalpitando per entrare in palestra. Le cose, quando passi da una fase negativa, arrivi sempre a qualcosa di positivo che darà nuovo vigore, nuovo entusiasmo, e su questo sono fiducioso. L'entusiasmo adesso noi le andremo sicuramente a trovare, caro Presidente, andando a visitare a Po Veneto tanti bimbi che ci stanno aspettando. Quindi è un'uscita metaforica da parte di questo tunnel, vogliamo vedere la luce ma soprattutto il sorriso dei nostri bimbi. Certo. Spike Splash It! Ho fatto una pedalata pazzesca da Montegrotto fino a Vo, perché qui c'è la voglia di volley S3. Ho iniziato a portare una maglietta del volley S3, gira la maglietta, in cui abbiamo, girala ancora, il Lucky che schiaccia in extra rotazione
Wow! Un capellino, che lo diamo il capellino? Lo mettiamo a lei. Questa è la voglia di ricominciare a giocare a volley S3. Questi sono ovviamente i piccoli regali che abbiamo distribuito. Distribuiremo sicuramente dei sorrisi, però ricordatevi che tutti insieme possiamo schiacciare. All together we can spike! 1, 2, 3, spike it! Eccoci qua. Finita un'altra giornata splendida in Veneto, questa prima tappa del tour. Ma che meraviglia! Siamo partiti da Roma, sede della Federazione Italiana Pallavolo, diretti verso Silea. Una storia meravigliosa di Carlotta. Attraverso il Sile siamo arrivati nella Laguna Veneta. Abbiamo scoperto la bellezza di una città, ma soprattutto la voglia di giocare a volley S3 con un protocollo pronto a far ricominciare tanti ragazzi che avrebbero dovuto a Montegrotto eventualmente essere lì rappresentati dal Trofeo delle Regioni. Un'intervista meravigliosa al nostro presidente che ci ha portato poi qui a Vo. Voglia di ricominciare da Vo, voglia di ripartire da Vo con il volley S3 in tour e via, pronti per un'altra regione. Il viaggio del volley S3 ricomincia, riparte. Via, cintura allacciate, freno a mano inserito, a conquistare la Lombardia. Più scomodo di questo non c'è, te lo dico. Fa schifo. E voi siete pronti ad allacciare le cinture? Ma fa schifo. Ritorniamo. Ma noi ovviamente siamo all'aperto, per cui possiamo, porca paletta. Da quella vostra parte potete ammirare San Marco. Non vedo l'ora di vedere questa sorpresa che mi hanno preparato i ragazzi. Non hai mai visto una gallina? Mannaggia la palla per Carlotta, uno smarcoce non può non avere la sua palla. Carlotta! Mi sono dimenticato di darti la palla dello smarcoce, è molto importante. E poi per farmi perdonare ti ho portato 2 portachiavi che potrebbero essere anche degli orecchini, che dici? Ah sì? Beh, non mi stanno male. Molto fashion. Spike it!